Oltre 20 coltellate, una ferocia inaudita, la ferma determinazione di uccidere. In attesa dell'autopsia affidata all'anatomopatologo Alberto Furlanetto, la ricognizione esterna del corpo di Bled Ardedia, il 39enne di origini albanesi ritrovato senza vita in una zona boschiva di Paderno del Grappa, conferma che sul giovane papà di Asolo l'assassino si è accanito. La vittima ha cercato disperatamente di difendersi, come dimostrano le profonde ferite a mani e braccia. Quali colpi siano andati in profondità e siano stati mortali lo definirà l'esame autoptico. Dedia sarebbe morto nel tardo pomeriggio di sabato, anche se le rigide temperature delle ore seguite alla sua scomparsa non consentono di stabilire con precisione l'orario del decesso. Alle 16 ha lasciato la pizzeria Antica Abbazia di Semonzo, dove lavorava, per andare di fatto incontro alla morte. Una telefonata con la cognata alle 16:15, poi più nulla. In via Colli ha incontrato qualcuno, resta da stabilire chi e perché. Non una rapina finita male, portafoglio col denaro e telefonino sono stati ritrovati nella Mercedes bianca del 39enne. Qualcuno che conosceva bene oppure una frequentazione occasionale. L'inaudita violenza con la quale è stato ucciso farebbe pensare a qualcuno che nei suoi confronti covava una profonda rabbia. Aggredito da una o più persone. L'esame delle ferite potrebbe dare una risposta in questo senso. Il corpo ritrovato con i pantaloni abbassati induce a pensare a un incontro a fini sessuali, ma è tutto da accertare. I dati contenuti nel suo smartphone e quelli delle celle telefoniche dell'area potrebbero consegnare agli investigatori elementi fondamentali, ma i carabinieri procedono in queste ore anche al setaccio delle telecamere di sorveglianza della zona, che spesso, sottolinea il procuratore Marco Martani, si rivelano determinanti. Sicuramente la presenza sul territorio di molte telecamere di sorveglianza, alcune delle quali col lettore di targhe, aiuta veramente tanto a scoprire gli autori. Nelle scorse ore i militari dell'Arma hanno proseguito in via Colli le ricerche con il metal detector a caccia dell'arma del delitto. Rilievi tecnici che proseguiranno anche nei prossimi giorni, così come l'ascolto dei soggetti più vicini a Dedia e le verifiche della sua situazione economica. Quel che è certo è che l'ennesimo delitto scuote la Marca. 8-9 omicidi nell'arco di un anno sono veramente tanti. Ecco, non sono riconducibili ad un unico fenomeno criminoso, perché ognuno di questi ha una storia a sé, però ecco, sono tanti.